stando all'ordinanza in vigore oggi, non è possibile vincolare nessun lavoratore delle aziende a indossare la mascherina. Ovviamente può essere consigliato in determinate situazioni, assembramenti, eventi o uffici piccoli non facilmente raggiungibili, però un vero e proprio vincolo, secondo l'ordinanza del 28 aprile, non poteva più sussistere. Colpo di scena sull'obbligo di utilizzo di mascherina per i lavoratori autonomi. A fare le pulci alla circolare inviata da diverse associazioni di categoria dopo l'incontro del 4 maggio tra governo e parti sociali, gli avvocati dell'Associazione di Commercianti Veneto Imprese Unite. Secondo il duo Gatti Franchine, nell'ultima ordinanza del ministro Speranza del 28 aprile non v'è riferimento all'utilizzo dei protocolli nei luoghi di lavoro una volta cessato lo stato di emergenza. Il riferimento ai protocolli stretti con INAIL e parti sociali per contrastare la diffusione del Covid è contenuto invece in 2 decreti, poi convertiti in legge nell'estate del 2020. Importante il riferimento ad uno dei 2 decreti all'articolo 1. Viene detto che i luoghi di lavoro possono essere sospesi, quindi le attività possono essere sospese, qualora non venissero, mantenute tutte quante le norme dei protocolli, quindi appunto in questo caso la mascherina, qualora non ci sia comunque abbastanza, attenzione a evitare il contagio. Questo vuol dire che la mascherina diventa obbligatoria solo nel momento in cui, ad esempio, non c'è una reazione ben consentita, non si lavori all'aperto, non ci sia magari la distanza tra i colleghi che lavorano a contatto per più di 15 minuti. Quindi anche qui è sicuramente opinabile sia l'intervento eventualmente di chi va a sanzionare, ma anche si può dare bene, magari con l'aiuto di legali preparati, un'obiezione all'eventuale contestazione, perché non c'è una norma vera e propria che impone l'obbligo della mascherina nei posti di lavoro. Insomma, i protocolli non sono più vincolanti per le aziende se non nella misura in cui il contagio è identificato come infortunio sul lavoro. Il nostro consiglio alle aziende venete, rimarca Iello, rimane quello di continuare ad usare la mascherina in caso di situazioni realmente rischiose e di poterla invece togliere serenamente nei luoghi in cui il rischio di contagio è realisticamente basso, con l'accortezza di continuare a prevedere postazioni gel ben distribuite, areazione costante e distanza adeguata tra i colleghi.